Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, una ultima ora, una notizia appena arrivata, la vediamo dalla Nuova Venezia, tragedia a Mestre, un impresario è caduto da un lucernario del teatro Momo ed è morto. Ci colleghiamo subito in diretta con Filippo Fois. A te Filippo. Sì. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea da Mestre e ci troviamo proprio di fronte al teatro nel quale si è appena consumata la tragedia di cui hai dato notizia. L'uomo che ha perso la vita è un impresario di 45 anni, abitava ad Olom, è originario di Mira. Queste sono le prime pochissime informazioni che siamo riusciti ad avere. Come vedete la polizia locale, anche lo Spisal si trovano ancora all'interno di questo teatro. Secondo appunto le prime informazioni che abbiamo raccolto, l'uomo è probabilmente caduto dal lucernario del teatro mentre stava eseguendo con due funzionari del comune un sopralluogo, una caduta che purtroppo è risultata fatale. Come vedete in questo momento la zona attorno al teatro è stata completamente recintata, c'è la polizia locale, l'ambulanza ha appena lasciato il teatro, ci sono anche i funzionari dello Spisal. Il teatro Momo, che è un teatro che si trova in via Dante a pochi passi da via Piave, è un teatro comunale gestito dal comune. Io in questo momento devo dirti, direttore, più informazioni ancora non ne abbiamo, adesso proviamo a chiederne altre, io ti richiederei la linea tra poco quindi. Certamente ancora la strage degli incidenti sul lavoro. Grazie a Filippo Fois per ora, ovviamente torneremo con altri collegamenti per altri dettagli al Teatro Momo di Mestre. Vediamo gli sviluppi dell'inchiesta sull'incidente che ha provocato la morte di una mamma, di una donna, una 33enne che era incinta, che purtroppo è deceduta, ed è ovviamente morto anche il bambino che portava in grembo. Il marito che era al volante dell'auto coinvolta nell'incidente ha chiesto perdono ad entrambe le vittime. Tu e Amélie rimarrete sempre la cosa più bella che il mondo potesse darmi. Ti amerò per tutta la vita. Scusa. Si scusa nel suo messaggio di addio alla compagna Valentina e alla figlia Amélie, che la donna portava in grembo da 5 mesi. Giulio Stoppa, il 27enne fidanzato della donna morta nelle scorse ore dopo il terribile incidente avvenuto il giorno di Pasqua, era alla guida dell'auto che è uscita di strada schiantandosi contro il guardrail di Corso Stati Uniti a Padova. Il giovane, nel messaggio pubblicato dopo che la compagna è stata dichiarata morta dai medici per 4 giorni, Valentina Urli, originaria di Tarcento in provincia di Udine, è stata ricoverata in ospedale a Padova, ma le sue condizioni erano gravissime. I familiari della 33enne hanno consentito l'espianto degli organi. La coppia viveva da qualche tempo a Trebaseleghe e doveva sposarsi a maggio, prima della nascita della loro bambina. Valentina Urli lavorava nella discoteca Melody di Castelfranco Veneto, dove la ricordano sempre gentile e sorridente. Sorrisi immortalati nelle foto che la coppia condivideva sui social nell'attesa di coronare il loro sogno più bello con la nascita della piccola Amélie. Lo strazio di Giulio, ora, dopo l'incidente, e la perdita di entrambe, a cui chiede scusa. La procura di Padova nel frattempo ha posto sotto sequestro l'auto del 27enne e ha aperto un'inchiesta iscrivendolo nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale, un atto dovuto per permettere di svolgere tutti gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente costato la vita a Valentina e Amélie. È stata assaltata una tabaccheria a Vigonza, 3 rapinatori che sono stati poco dopo arrestati dai carabinieri. In diretta da Vigonza, Valentina Visentin. Sì, buongiorno. Hanno seminato il panico fuggendo ad alta velocità i 3 rapinatori che poi ieri sera sono stati arrestati dai carabinieri di Padova. Nel pomeriggio avevano messo in atto una rapina ad una tabaccheria di Vigonza. Sono stati intercettati poco dopo dal comando, da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Padova, e dopo un folle inseguimento sono stati bloccati nella zona di
Selvazzano dentro. Ovviamente c'è stata anche molta paura tra gli automobilisti che hanno visto sfrecciare le auto dei carabinieri e dei rapinatori. Dettagli su questa rapina che è appunto avvenuta ai danni di una tabaccheria di Vigonza verranno forniti tra poco dai carabinieri, ma nell'ultimo periodo nel Padovano ci sono state altri episodi di assalti violenti qualche settimana fa in un supermercato di Saonara e pochi giorni dopo in un ambulatorio di analisi a Ponte di Brenta, sempre rapinatori armati o di pistola o di coltello che hanno fatto irruzione e hanno portato via ovviamente un bottino ingente. Ulteriori informazioni su questa rapina e su questi 3 rapinatori arrestati nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentin. Questa mattina in regia ci sono Tony Esposito e Simone Merlo. Andiamo avanti con la cronaca. Un 30enne residente a Piove di Sacco è stato arrestato dai carabinieri di Malcesine in provincia di Verona insieme ai militari del comune per una rapina da 200.000 euro ad un commerciante di preziosi. Il fatto, dovremmo avere le immagini del luogo in cui è avvenuta la rapina. Il fatto risale al 5 settembre dello scorso anno a Brenzone sul Garda, dove un rappresentante di preziosi era stato sorpreso sotto casa da un uomo che lo aveva aggredito con violenza, sferrandogli dei pugni al volto e impossessandosi dello zaino contenente diamanti per il valore di 200.000 euro. Il rapinatore si era poi dileguato a bordo di un'auto guidata da un complice. Le indagini proseguono per individuare il complice e recuperare l'area furtiva. Vi abbiamo dato conto ieri della lunga conferenza stampa della Guardia di Finanza sulla maxi frode ai danni dell'Unione Europea, 600 milioni sequestrati preventivamente, 22 ordini di custodia cautelare, ci sono di mezzo commercialisti, ci sono di mezzo imprenditori, una vicenda di cui hanno parlato oggi tutti i giornali e dico alla regia il servizio arresti finanza PNRR, perché erano proprio fondi del PNRR di cui questa cricca di delinquenti muniti di sofisticati sistemi tecnologie informatiche è riuscita proprio a impossessarsi di queste risorse pubbliche. Vediamo il servizio di Ilaria Marchiori. 24 misure cautelari, di cui 8 in carcere, 14 ai domiciliari, 2 interdittive a svolgere attività professionale e commerciale. Un sequestro preventivo di 600 milioni di euro. È l'esito dell'indagine avviata a ottobre 2022 che ha permesso alla Guardia di Finanza di Venezia di smantellare una maxi frode europea sui fondi PNRR partendo da uno screening locale. Dovendo come missione istituzionale andare a vigilare su come venivano spese queste importanti risorse per il Paese, le attività che erano già state messe a terra, cioè già finanziate, erano dei progetti di finanziamenti, dei crediti per le imprese, in particolare piccole e medie imprese. Ci siamo accorti, appunto come faceva cenno il comandante, di questa ricorrenza. Alla fine sono emersi, incrociando le banche dati, 2 società che avevano bilanci floridi a fronte di dichiarazioni fiscali non presentate e a fronte soprattutto di fatture mai emesse. In Italia oltre 150 finanzieri hanno eseguito perquisizioni in 8 regioni, tra cui Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qui 3 agli arresti domiciliari, 1 già li scontava per altre questioni. Nella nostra regione invece 7 gli arresti, 1 a Belluno, 1 a Treviso, 4 Verona, di cui 2 i capi arrestati a Bratislava, 1 ai domiciliari, 1 in carcere, 1 di Rovigo arrestato a Brescia, interdittiva per un commercialista di Jesolo. Sono accusati di vari reati, frode fiscale, riciclaggio, bancarotta, veri e propri imprenditori della frode.
Imprenditori non nel senso classico, perché non c'è nessuna impresa sottostante, ma persone diciamo strutturate in maniera direi sistematica, per quello che abbiamo visto fino ad ora, a ottenere finanziamenti pubblici. I soldi ricavati finivano in gran parte all'estero in acquisto di immobili, automobili, gioielli, orologi, criptovalute e viaggi. Una rete internazionale di prestanome e aziende fittizie, 74 quelle in provincia di Venezia, cui si è arrivati anche grazie a un lavoro di sinergia con Apple, la procura europea, insieme a forze di polizia slovacche, rumene e austriache. È importante perché evidenzia il ruolo importante della Procura Europea, che è un organismo giudiziario di recente costituzione, nasce e opera da giugno 2021, si occupa di tutelare gli interessi economico-finanziari dell'intera Unione Europea. Al suo mandato proprio nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea, cioè nel verificare che il bilancio dell'Unione Europea riceva correttamente le entrate che deve ricevere e che i soldi che l'Unione Europea distribuisce siano spesi correttamente. Quindi le indagini di Apple sono focalizzate specificamente su questi aspetti e in Italia ovviamente un partner privilegiato delle indagini di Apple è la Guardia di Finanza, che è un tipo di polizia finanziaria direi unica in Europa e che insomma posso dire tutta l'Europa ammira e ci invidia. Tra l'altro ci sono sui giornali i nomi degli arrestati, tutti i nomi degli arrestati, tra questi anche l'ex campione di sci Alex Mayer e la compagna, una donna ucraina, sono stati arrestati mentre stavano per prendere il volo per Atene. È stata una truffa internazionale, sono coinvolti più paesi, non soltanto il nostro. Purtroppo, vi dicevamo ieri, è salito a 22 il bilancio delle vittime dell'autobus che era precipitato dal cavalcavia Vepa di Mestre, lo ha comunicato ieri il presidente Luca Zaia. Una signora che ha lottato questi 6 mesi, ha lottato veramente nel centro grandi Ustionati di Padova, seguita amorevolmente da suo marito, ma purtroppo non ce l'ha fatta. E quindi le mie condoglianze vanno al marito e ai suoi familiari, e il pensiero va a tutte le altre 21 vittime che sono morte in quella tragedia. Se n'è andata dopo quasi 6 mesi di sofferenze Rosalía Rodríguez Méndez, ufficialmente la 22esima vittima della strage del bus di Mestre. È stato lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia a darne comunicazione nella tarda mattinata, tratteggiandone anche un ricordo. Poetessa perché scriveva poesie, si occupava della cultura delle Asturie. Rosalía, 52 anni, era tra i 15 passeggeri rimasti gravemente feriti dopo il volo fatale dal cavalcavia della Vempa quella tragica sera del 3 ottobre. Alla guida del pullman il 40enne trevigiano Alberto Rizzotto. Con la 52enne c'era anche il fratello, che ha avuto però una sorte diversa e dimesso già a fine ottobre. Di quei feriti, dopo 6 mesi, resta ancora ricoverata una bambina di 4 anni, il cui decorso nel reparto di chirurgia plastica risulta regolare. Si è fatto di tutto, abbiamo ancora una bimba, Anastasia, ricoverata da allora, una bimba che insomma l'incidente e soprattutto le ustioni hanno lasciato grandi segni nel 70% del suo corpo, e lì si sta lavorando, però insomma lì siamo molto più fiduciosi. Mestre, il problema della sicurezza che riguarda tante grandi città, non soltanto del Veneto. C'è stata una maxi rissa tra bande di stranieri e ovviamente c'è l'esasperazione dei commercianti che andremo a sentire in giornata, ma intanto vediamo come sono andati i fatti. Notti di rissa lunedì e martedì tra via Poerio e piazzetta Zorzetto a Mestre. Centinaia di giovani bengalesi si sono scontrati seminando il terrore tra commercianti e residenti della zona, molti dei quali hanno filmato la scena dalle finestre di casa. Il primo scontro si è verificato lunedì di Pasquetta in tarda serata. Decine di bengalesi sono arrivati in via Poerio, iniziando da una discussione per poi arrivare a urla e schiamazzi che si sono trasformati in calci e pugni.
Sul posto, chiamati dai residenti, sono giunti poco dopo i carabinieri che hanno iniziato a esaminare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Alcuni ragazzi sono già stati identificati e saranno segnalati all'autorità giudiziaria, altri ancora no, ma hanno le ore contate. Non finisce qui, perché la sera seguente, sempre nella stessa zona, decine di ragazzi si sono precipitati in centro dopo una festa nella moschea di Via Torino e a farne le spese questa volta sarebbero stati 2 anziani bengalesi picchiati. I giovani si sono poi spostati nella zona del bar Zax, dove è continuata la rissa. Terrorizzati, i commercianti hanno chiamato la polizia, ma quando gli agenti sono giunti sul posto i ragazzi si erano già dileguati. E c'è tensione anche nel centro storico di Vicenza, dove per gli stessi motivi i commercianti chiedono maggiori controlli. Alta tensione in centro storico, i commercianti fanno rete, si aiutano per arginare degrado e criminalità. L'ultimo episodio è in Corso Palladio, dove all'1:30 del pomeriggio in una tabaccheria entra l'ultimo cliente. Era probabilmente un senza tetto o un po' un vagabondo, diciamo, con una bottiglia di birra in mano, mi fa la richiesta di quello che voleva acquistare e ci salutiamo, esce, ma nel mentre che io poi vado per chiudere la mia attività mi rendo conto che aveva dimenticato il telefono. Allora mi affaccio per vedere se per caso era ancora nei paraggi della mia tabaccheria ed si era eclissato, magicamente eclissato. Non vedendolo più, chiude la tabaccheria per la pausa pranzo. Quando la riaprirà, se lo troverà di fronte. Mi ritrovo questo signore davanti all'ingresso e quindi gli restituisco il suo telefono senza rendermi conto di quello che nel mentre era successo. Quello che nel frattempo è successo è emblematico della tensione che c'è in questo periodo in centro storico a Vicenza. L'uomo infatti, qualche minuto dopo aver dimenticato il telefono, era già tornato davanti alla tabaccheria in compagnia di un altro personaggio e l'aveva trovata chiusa. Di preciso non si sa cosa sia successo, dei commercianti vicini hanno visto questo soggetto armeggiare vicino alla mia attività e quindi sembrava un'intrusione. Lui sostiene invece che voleva lasciare un biglietto attaccato alla porta d'ingresso della mia attività. Toccherà adesso alle autorità competenti ricostruire cosa sia effettivamente successo. Fatto sta che qualcuno sarebbe intervenuto per impedire quello che poteva apparire un tentativo di effrazione. Da lì si sarebbero alzate le voci e sarebbe esploso un po' di caos. È sintomo della tensione che stiamo vivendo negli ultimi mesi e per tutti i fatti, le spaccate che sono successe nell'ultimo periodo. Quello raccontato è stato uno dei primi interventi dei militari dell'operazione Strade Sicure appena tornati a Vicenza, che in quel momento stavano presidiando Piazza dei Signori. I soldati, chiamati da qualche passante, hanno allertato la polizia locale. All'arrivo delle pattuglie, uno dei clochard sarebbe fuggito, l'altro è stato portato al pronto soccorso al San Bortolo, da dove si sarebbe poi allontanato. Insomma, al di là di quel che è successo in città, c'è tensione per possibili furti o spaccate. I commercianti adesso chiedono una costante presenza delle forze dell'ordine. Con una costante presenza delle forze dell'ordine ci sentiamo più rassicurati. E a Vicenza sono scatenati anche i ladri di biciclette. Vediamo il caso di un uomo che ha finto di voler acquistare una bicicletta, poi è salito in sella ed è scappato. Rintracciato e denunciato dalla polizia il responsabile del furto di una bicicletta da corsa del valore di 3.000 euro. La bici era stata messa in vendita dal proprietario su un sito internet. Un uomo interessato all'acquisto lo aveva contattato e i due si erano accordati per vedersi nei pressi dell'abitazione del venditore a Vicenza. Ma l'acquirente, al momento di provarla, si è allontanato velocemente in sella alla bicicletta, facendo perdere le proprie tracce. Grazie alla descrizione fornita dal venditore, i poliziotti insospettiti sono riusciti a rintracciarlo, recandosi nell'abitazione dell'uomo che nel recente passato aveva già tentato simili operazioni con altri venditori, non riuscendo nel proprio intento. E nell'atrio dell'abitazione hanno trovato la bicicletta oggetto di furto, che è stata così restituita al proprietario.
Chiediamo alla regia di vedere la prima pagina del giornale di Vicenza, se riusciamo a intravedere un titolo tra i banner della pubblicità, ma è stato trovato morto un uomo che era, ve la dico così come l'ho vista pubblicata, un uomo che era scomparso da un mese, è stato trovato morto nella propria abitazione. Ennesimo furto a Conegliano, nella centralissima via Cavour. Un ragazzo ha rubato dalla cassa di una macelleria dei soldi ed è scappato. Il titolare lo ha sorpreso e lo ha inseguito con un coltello. Vediamo. Martedì 2 aprile, ore 18. Un giovane entra nella centralissima macelleria Le Mannaie di Conegliano, cappuccio in testa e mani in tasca. Certo di non essere visto, infila le mani nella cassa per rubare il denaro e scappare con il bottino. Ma non sa che il titolare è a pochi passi. Lo vede e lo insegue con il coltello fino alla strada. Il video di sorveglianza racconta in pochi secondi la scena. Ho sentito il rumorino della cassa, sono venuto davanti di corsa, visto dai monitor dietro che ho, e sono venuto avanti di corsa con quello che è successo, tutto è successo velocemente e mi è capitato un coltello sotto mano. Fortunatamente è andata bene che lui è riuscito a scappare. Impegnato nella pulizia dei locali nel retro, visto la vicina ora di chiusura, uno sguardo distratto al monitor delle telecamere di sicurezza e la sorpresa di vedere il ragazzo, molto probabilmente minorenne, rubare i soldi, circa 40 euro. Una reazione spontanea, correre e salvare quello che è mio. È l'ennesimo furto nella zona a poche settimane di distanza. Il ragazzo in questione notato da una commerciante della zona poco prima di commettere il furto. Mentre attraversavo la strada per prendere la mia macchina, lui mi è passato davanti e mi ha guardato in un modo stranissimo, tant'è vero che mio marito è uscito fuori e sicuro se avevo avuto la borsa non l'avrei avuta a tracolla bene, l'avrei avuta così sicuro, l'avrebbe portata via perché ho visto proprio uno sguardo in lui e poi nella frazione del secondo non abbiamo capito niente perché lui poi è andato qua appunto dalla macelleria. La signora che insieme al marito gestisce un phone center nella via adiacente alla macelleria, anche lei vittima di un furto avvenuto a notte fonda circa 15 giorni fa. Al mio negozio sono entrati spaccando aprendo la serranda, spaccando la vetrina, è entrato dentro alla cassa, ha preso tutto il fondo cassa che per fortuna era poca roba, sulle 120 euro. Fatti che allarmano non poco i commercianti della zona che lamentano degrado e episodi di microcriminalità crescenti. Chiediamo solo di prendere, venire giù al lavoro, lavorare in santa pace e non avere anche il pensiero di dire oggi chi entra. Si tratta solo di riuscire ad avere una presenza più capillare, non dico solo delle forze dell'ordine perché stanno facendo tutto il possibile, ma anche il fatto che stiamo installando sempre più telecamere. Adesso abbiamo dotato la polizia locale anche di taser. Sindaco Fabio Chiesa, torniamo sulla notizia del giornale di Vicenza, la prima pagina del quotidiano, non si vedeva da un mese, trovato morto in casa, è successo a Due Ville, Damiano Rettis di 50 anni è stato rinvenuto privo di vita dai vigili del fuoco e dai carabinieri avvisati dai vicini, sembrerebbe un decesso per cause naturali. La Mare Ionio, la nave della Onlus veneziana mediterranea, è stata attaccata al largo delle coste libiche. Drammatico racconto del trevigiano Denny Castiglione che ha lanciato un appello urgente al governo. La motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera libica, un miliziano, ci ha prima sparato in aria, poi sparato addosso. I proiettili sono caduti a 20 cm dal nostro gommone. E abbiamo salvato 58 persone, non abbiamo idea se ci sono dispersi, è stato un caos, non abbiamo ancora finito di visitare le persone, tantissime persone in ipotermia, gente che ha bevuto acqua, quindi non sappiamo se è morto qualcuno o se c'è qualche disperso. È il moglianese Denny Castiglione a raccontare il pomeriggio di tensione vissuto al largo della costa libica, dove l'equipaggio della ONG Mediterranea Saving Humans del veneziano Beppe Caccia è stato attaccato da una motovedetta della sedicente Guardia Costiera libica. Spari in acqua e in aria dunque che avrebbero creato il panico provocando la caduta in mare di alcune persone, e questo mentre i gommoni della ONG stavano soccorrendo dei migranti stipati in un barchino. L'imbarcazione di
caccia battente bandiera italiana era salpata mercoledì sera dal porto di Siracusa, dirigendosi verso il Mediterraneo centrale per la sua 16ª missione di monitoraggio e soccorso in mare. Castiglione, le chiedo soltanto qual è il vostro appello al governo italiano? Il nostro appello al governo italiano è di fermare questi diabolici aguzzini. Questa non è una guardia costiera ufficiale, non ho mai visto assolutamente guardie costiere che frustano le persone e le buttano in acqua senza salvagenti. Non è possibile che il nostro governo, complice ovviamente l'Unione Europea, continui a finanziare questi miliziani che torturano e basta le persone e le ammazzano. Vediamo un video immediatamente successivo, e cioè le immagini drammatiche dei soccorsi. Vediamo. Don't shoot, don't shoot. Stop shooting, stop shooting, stop shooting. It's a rescue operation. Stop shooting at us. Stop shooting, it's a rescue operation. Back. Fabio, catch. Grab Fabio. Take this hand. Yes. Okay, wait. 1, 2, 3. 2, 2, 3. È davvero drammatiche queste immagini dei soccorsi osteggiati dalle motovedette libiche. Continuano gli sbarchi anche a Lampedusa, più di 1000 migranti arrivati nelle ultime 24 ore. Si approfitta ovviamente del mare calmo, adesso d'ora in poi ci sarà nuovamente l'assalto a Lampedusa e continuano anche gli arrivi dalla rotta balcanica in Friuli Venezia Giulia, nonostante gli accordi con la Tunisia, l'Egitto per frenare questi flussi. Per cui ne parleremo ancora molto nei prossimi mesi. Intanto torniamo alla cronaca con un'altra giornata di dolore per la comunità di Chioggia, che a 24 ore dall'addio alla famiglia Boscolo Scarmanati ha salutato per l'ultima volta Daniele Tenchella, il trentenne che è morto in un tragico incidente la notte di Pasqua. Per noi c'era Nicola Marcato. Era la gioia in persona, certo, con i suoi difetti, con i suoi limiti, ma trasmetteva gioia, una gioia contagiosa. Una vita fatta di tante passioni, la musica e i motori, un lavoro nuovo nel settore ortofrutticolo e una stagione estiva alle porte. Per lui, giovane uomo di mare, nato e cresciuto nell'attività di famiglia, il ristorante adriatico all'interno del camping di Sottomarina, l'intera comunità clodiense e non solo ha voluto esserci nel giorno dell'addio a Daniele Tenchella, 30 anni, morto nella notte di Pasqua a pochi chilometri da casa. Stava rientrando da Cavarzere Daniele quando la sua Audi sulla provinciale 4 ha imboccato una traiettoria fatale, prima oltrepassando il guardrail, poi immergendosi con la parte anteriore nel canale. Con lui c'era anche un'amica, estratta dall'abitacolo da un vigile del fuoco fuori servizio, Terry Costa, residente in zona, che non ha esitato a buttarsi in acqua. Per il trentenne non c'è stato invece nulla da fare. Nella chiesa parrocchiale di San Martino il parroco legge tanti messaggi arrivati anche via social da parte di semplici turisti. Quando arrivavamo in campeggio per le nostre vacanze, il primo grande e accogliente sorriso
era sempre il tuo Daniele e ci sentivamo subito a casa. Soltanto 24 ore prima Chioggia aveva salutato per l'ultima volta la famiglia Boscolo Scarmanati, morta nel rogo della sua abitazione. Per la comunità un altro giorno di dolore, con l'abbraccio collettivo a mamma Jenny, papà Roberto e alla sorella Alessandra. Non è un addio, ha detto il parroco, rivolto a Daniele. Arrivederci in cielo, nell'attesa di riabbracciarti. Ora crescerà la tua passione. Una notizia dall'Arena di Verona: travolse e uccise il giovane Chris, evaso dai domiciliari per comprarsi la droga. L'imputato Begalli si trovava ai domiciliari, ma infranto la prescrizione da 20 giorni è in carcere. Il PM chiede 5 anni di reclusione, la sentenza attesa in maggio. Questo era il ragazzino travolto e ucciso da Begalli, che scappò senza prestargli soccorso. Un'anziana picchiata con un bastone perché si è rifiutata di fare l'elemosina. L'aggressore è stato identificato e arrestato dalla polizia. È stata prima avvicinata e poi colpita alla testa con un bastone all'uscita di un supermercato in via Bedeschi ieri sera intorno alle 20 da un uomo che le chiedeva insistentemente l'elemosina. Al rifiuto della donna ha strappato dalle mani dell'anziana un pacchetto di sigarette per poi prenderle anche il bastone che utilizzava come aiuto per deambulare, colpendola alla testa e facendola sanguinare. La donna è stata soccorsa dal personale del SUEM e la polizia ha rintracciato l'aggressore subito dopo mentre cercava di allontanarsi tra lo sconcerto dei residenti. Stavo uscendo con il cane e ho trovato la signora che l'ambulanza la stava caricando nel lettino, sangue per terra, e mi hanno raccontato appunto cosa era successo. Grazie alla verifica dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno potuto ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare che fosse proprio lui l'autore dell'aggressione. Pertanto è stato arrestato per il reato di rapina aggravata. Si tratta di un 28enne di origini marocchine, volto noto alle forze dell'ordine e ai residenti che da tempo ne segnalano la presenza. È già stato denunciato dal condominio, da me, mi ha inseguito una volta all'interno del supermercato e ha cercato di rompermi una bottiglia in testa. Noi viviamo nel terrore con questa persona. I condomini di uno stabile sono ricorsi ad una recinzione attorno ai portici dove spesso bivacca e alla vigilanza privata. E siccome ci stalkerizza, per cui non riusciamo più a entrare neanche dalla porta senza essere insultati e aggrediti, e abbiamo fatto una recinzione del condominio di tutta quest'area. Abbiamo assunto una guardia privata per un periodo perché lo tenesse lontano da questa zona. Poi quando la guardia ha smesso perché non veniva più, lui è ritornato e ha ripreso. La questura l'ha già portato 3 volte in un centro per il rimpatrio, ma lui ogni volta torna ed è più cattivo del solito. L'autorità giudiziaria ne ha disposto il trasferimento in carcere a Vicenza, dove attualmente si trova rinchiuso. Servizio di Luisa Bertini. Adesso andiamo a Bassano del Grappa in diretta da Alex Giuliano, perché sono iniziati i lavori di restauro di Palazzo Bonaguro, che era stato imbrattato dai Reuters. A te Alex. Buongiorno direttore, dici bene, sono iniziati come promesso i lavori di restauro, di pulitura di Palazzo Bonaguro, uno sfregio per Bassano proprio a pochi passi dal Ponte Vecchio, ma come ci aveva anticipato il vice sindaco Andrea Zonta, che è in nostra compagnia anche oggi, dopo Pasqua insomma sarebbero partiti i lavori, così è stato. Adesso ci vorrà un po' di tempo, però perlomeno si sta cercando di ripulire quella che è una macchia alla cartolina di Bassano. Sì, diciamo, hai ben detto, come avevamo prospettato dopo Pasqua sono partiti i lavori. Per grazia di Dio il tempo ci sta anche aiutando, perché fino a poco tempo fa era praticamente impossibile lavorare.
Sì, dobbiamo sistemare purtroppo uno sfregio di un palazzo storico di Bassano, palazzo fra l'altro unico palazzo iscritto bassanese nell'elenco delle ville venete, per cui ha un pregio ulteriore oltre a quello di essere un palazzo monumentale. Ci dispiace dover fare questo tipo di attività perché in un paese civile non dovrebbero essere necessarie, purtroppo c'è anche chi la pensa diversamente e qui bisogna intervenire per riparare. È un lavoro certosino, chiamiamolo così, molto delicato e difficile che la restauratrice sta facendo con molta cautela, perché se vengono utilizzati elementi o comunque delle sostanze che sono troppo aggressive, rischieremo di andare a rovinare quello che sta sotto. Invece deve farlo piano piano con dei prodotti un po' più leggeri, ma stiamo intervenendo sia sulle parti lapidee, quelle murarie e anche sulle parti in legno. Ecco, mentre Andrea Benetti vi ha mostrato la restauratrice al lavoro, concludiamo dicendo che i lavori dureranno dalle 2 alle 4 settimane, grosso modo. Parentesi sicurezza, perché insomma si parla tanto di sicurezza a Bassano. Il Writer è stato identificato subito dopo il suo atto vandalico a metà novembre. Questa è una zona, Angarano, che un po' di problemi di sicurezza li denuncia, ma ci sono le telecamere, si sta lavorando su questo. Sì, diciamo che è ben presidiata dalle telecamere, tant'è che qui davanti ne abbiamo una diretta sul palazzo. Saranno anche potenziate, e potenziate nel senso messe con tecnologie più moderne, ma anche potenziate in senso di numero. Questo l'abbiamo visto anche sul Ponte degli Alpini, è necessario metterne una centrale. Ecco, questo pensiamo che la sicurezza è un dovere di ogni amministrazione ed è un diritto del cittadino sentirsi sicuro. Non è sempre semplice, come in questo caso, fermare chi fa questi atti. L'importante è riconoscerli, denunciarli e poi sperare anche, permettetemi un po' venalmente, di avere anche un rimborso, perché quest'opera, che costa 15.000 euro, per il momento è pagata dalle tasse dei cittadini e sarebbe anche giusto e corretto che invece la pagassero gli atti. I responsabili, certo. Direttore, noi da Bassano vi restituiamo la linea con la speranza fra poco di fare un altro collegamento nei prossimi giorni e mostrarvi Palazzo Bonaguro completamente ripulito. Grazie molte, grazie al vice sindaco e ad Alex Giuliano, e alle prese spesso con i vandali, con coloro che imbrattano e calpestano Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro. Il Gazzettino pubblica un video con un Brugnaro e il suo perfetto inglese, dice il Gazzettino, grazie all'intelligenza artificiale. Vediamo. Good morning, I am Luigi Brugnaro, the mayor of Venice. Venice is a fragile city, an ancient city, 1,600 years of history, a city with a very delicate balance. We need to protect her. From this year, we have established the access fee for 29 days, which are also specified on the dedicated website of the Municipality of Venice. You can find out which ones you will need to have a QR code to enter the city. Non so se sia servita l'intelligenza artificiale, mi pare la pronuncia dello stesso sindaco, per cui non so, insomma, così questa è la versione del Gazzettino. Adesso andiamo ad Istrana perché c'è una cerimonia per il pensionamento, diciamo così, dei caccia AMX dopo 35 anni di onorato servizio. A te, Anna De Roberto. Sì, eccoci direttore, buongiorno. È proprio qui alle nostre spalle uno dei velivoli che hanno volato sui cieli di Istrana oggi per l'ultima volta e siamo insieme al generale Aurelio Colagrande, sottocapo di Stato Maggiore e pilota. Ovviamente lei ha avuto l'onore di pilotare uno di questi AMX. Li hanno chiamati dei brutti anatroccoli all'inizio, ma poi si sono rivelati davvero dei caccia versatili, efficaci. Che cosa è stato AMX per l'aeronautica militare?
Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. L'AMX per l'Aeronautica Militare è stato un velivolo estremamente importante perché è il velivolo con cui abbiamo fatto tutte le operazioni fuori area negli ultimi 30 anni e quindi un velivolo molto importante. Nato, come diceva qualcuno, come un brutto natroccolo, ma l'aeronautica in questo velivolo ha creduto, lo ha supportato, lo ha mantenuto, lo ha sviluppato negli anni finché è diventato un vero velivolo operativo, il backbone dell'Aeronautica Militare per tanti anni. La fase a cui abbiamo assistito oggi si chiama in gergo phase out, quindi di fatto sono stati dismessi, ma ne saranno tenuti 4 per essere dati a Piacenza perché possano far parte di un museo del volo. Vengono dismessi perché di fatto la tecnologia avanza e nel mondo nell'aeronautica è necessario avere le maggiori tecnologie in volo. Oggi quali sono le sfide del futuro per l'aeronautica? Le sfide per il futuro dell'aeronautica sono innumerevoli, ovviamente dobbiamo rimanere al passo con la tecnologia perché questa è la caratteristica principale dell'aeronautica militare, una forza armata estremamente tecnologica. Per noi il futuro oggi si trasforma nello spazio, lì dove ci sono le stelle, dove noi dobbiamo cominciare a guardare perché quello sarà il futuro dell'aeronautica militare, perché lì nello spazio iniziamo a vedere le prime minacce portate non sempre da paesi che ci vogliono bene come Italia, per cui è compito e dovere dell'aeronautica militare guardare allo spazio perché da lì che ci dovremo anche difendere. Direttore, oggi c'è stata anche tanta commozione, devo dire, tutti hanno salutato la AMX chiamandolo Topone, ciao Topone, abbiamo visto davvero qualche lacrima scendere e c'è stato anche un passaggio legato all'attuale situazione aeronautica che sta lavorando ed è impegnata in questi teatri di guerra, si è parlato anche di Russia, oggi tra l'altro c'è stata anche la presenza del ministro Carlo Nordio, quindi anche un momento importante per fare il punto sul vostro lavoro oggi. Certo, tutti i momenti come questo sono importanti per trovarci, per confrontarci anche con gli altri colleghi che qui oggi sono con noi, che hanno voluto omaggiare il velivolo AMX, che per me è stato estremamente importante. È il velivolo della mia giovinezza, è il velivolo con cui ho fatto tutta la mia attività operativa e poi per me oggi è importantissimo essere qui perché io ho fatto 13 anni nella Marca Trevigiana, è una zona che mi ha dato tantissimo, a cui sono molto legato e tornare qui è sempre una gioia, un piacere e una grandissima emozione. Sono oltre 20, pensa direttore teatri di guerra, in cui è stato impegnato a livello operativo l'AMX, vogliamo ricordare i Balcani, il Kuwait, anche ad esempio in Afghanistan. Sì, abbiamo operato in tutti i teatri operativi degli ultimi 30 anni e in questi teatri operativi abbiamo rappresentato non solo l'aeronautica militare ma la difesa e l'Italia. Abbiamo cercato di farlo al meglio delle nostre possibilità. Allora ecco, vi lasciamo direttore con le immagini di questo velivolo che di fatto è stato il protagonista dei cieli per 35 anni e che è destinato ad entrare nella storia. Poi grazie alla collaborazione di Nicoletta Rizzetto vi vogliamo solo far vedere quanta gente ha affollato la base di Istrana, oltre 10.000 persone. Questo è ovviamente il momento della grande festa perché è terminata la cerimonia, c'è stato anche l'addestramento delle frecce tricolori, tantissimi piloti, tantissimi affezionati del 51esimo stormo, poi c'erano anche tantissimi sindaci e primi cittadini. Grazie per essere stato con noi e restituiamo la linea da Istrana. Grazie molte Anna De Roberto, a tutti gli uomini e alle donne del 51esimo stormo ad Istrana e un saluto ai toponi, così vengono chiamati gli AMX di cui abbiamo raccontato il pensionamento dopo 35 anni di attività. Adesso torniamo a Mestre da Filippo Fois per un aggiornamento sulla tragedia con cui abbiamo aperto, la tragedia, l'ennesimo incidente sul lavoro, un impresario che è caduto dal lucernario del Teatro Momo ed è morto. A te Filippo. Sì, riprendiamo la linea da Mestre. Come vedete dalle immagini di Sandro Ponchio è arrivato il carro funebre. All'interno degli uffici che si trovano dietro il Teatro Momo stanno proseguendo i rilievi e i controlli da parte dello Spisal, della Polizia Locale e dei Carabinieri. Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. Il decesso di questa persona che aveva 45 anni ed era originaria di Dolo è stato comunque annunciato ufficialmente anche dal sindaco Luigi
Brugnaro, il quale era impegnato in una conferenza stampa a Palazzo Ducale assieme alla rettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lipiello, e ha chiesto di osservare un minuto di silenzio per la tragedia che si è verificata qui a Mestre. Tra poco, ecco, Sandro Ponchio forse vi sta per far vedere il tetto che si trova alle spalle del teatro. Sotto ci sono uffici, si intravede una ringhiera e un lucernario che è aperto. Quello dovrebbe essere il punto in cui si è verificato l'infortunio mortale. Era un sopralluogo che veniva condotto dall'impresario assieme a dei tecnici comunali per verificare delle infiltrazioni che ci sarebbero state sul tetto. Queste sono le informazioni che al momento sono filtrate, usiamo il condizionale, ma crediamo che sia andata così, e da lì dovrebbe essere, e da lì per l'appunto è avvenuta la caduta che poi si è rivelata fatale. C'è un'atmosfera di grande commozione qui attorno al Teatro Momo. Poco fa è arrivato anche il segretario generale della UIL del Veneto, Roberto Toigo, perché gli uffici della UIL si trovano proprio qui a poche centinaia di metri, il quale era visibilmente provato da questa tragedia. Ci ha raccontato che si stava proprio occupando di organizzare 4 ore di sciopero che si terranno prossimamente proprio per denunciare gli infortuni sul lavoro e chiedere più sicurezza sul lavoro. Mentre stava redigendo questi documenti ha avuto la notizia ed è venuto qui, così come stanno facendo diversi mestrini che si fermano. Oramai la notizia si sta diffondendo per tutta la città. Direttore. Grazie molte Filippo, grazie molte. Ovviamente altri dettagli nei telegiornali di questa sera. Il terremoto a Taiwan, proprio nelle ore del sisma c'era il sindaco di Asolo, il sindaco Migliorini, che era lì per conto del comune, un terremoto che ha causato vittime e numerosi dispersi. Siamo resi conto che si è trattato di una scossa molto forte che si è sentita fino a Taipei e in tutta l'isola, ma anche ben oltre. In missione a Taiwan come presidente della rete Città Slow International, che raggruppa nel mondo circa 300 città del buon vivere, Mauro Migliorini, sindaco di Asolo, ha rassicurato tutti via social. La violenta scossa di terremoto che ha colpito l'isola, la più intensa degli ultimi 25 anni, magnitudo 7.4 della scala Richter, si è verificata proprio in concomitanza con la sua trasferta. In quel momento ero in aeroporto, per cui non ho sentito nulla, se non che pochi minuti dopo, in cui il velivolo è stato spento, è stata data la notizia che c'è stato un terremoto molto forte, che si doveva un attimo attendere prima di far scendere i passeggeri dall'aeroplano. Migliorini si trova nel sud-est dell'isola, una 50 di chilometri dall'epicentro del sisma. Racconta di aver avuto modo di confrontarsi con i sindaci del territorio. È previsto anche l'incontro con la città di Pho Linh, a circa 50 chilometri dall'epicentro del terremoto. Mi hanno riferito che la zona dell'epicentro si sono registrati ad oggi, fino a poco fa, 10 morti, hanno più di 1000 feriti ed oltre 40 dispersi. L'isola tuttavia sta reagendo. Lo stesso Migliorini ha sottolineato in un altro post l'efficienza dell'alta velocità ferroviaria malgrado il sisma. Nei prossimi giorni proseguirà comunque la nostra missione, anche incontrando altri sindaci ed autorità locali. Il rientro previsto è per la giornata di domenica. E nelle immagini della scossa avrete visto oscillare anche il grattacielo più alto di Taiwan, la torre Taipei 101, che si è salvata grazie ad un sistema collaudato dall'ingegnere Renato Vitagliani, che si trova adesso in compagnia di Francesco Rattai e del nostro operatore Cristian Roque Allende. Andiamo subito a Padova. Un forte sisma ha scosso nei giorni scorsi Taiwan. Hanno colpito molto le immagini di alcuni palazzi che si sono addirittura appoggiati
su altri edifici, ma ha sorpreso molto questo edificio, il Taipei 101, che grazie a un sistema che potremmo definire un pendolo interno è rimasto in piedi. È un palazzo di più di 500 metri. A collaudare questo sistema è stato il professor Renato Vitagliani, già ordinario di ingegneria all'Università di Padova. Professore, insomma, questo pendolo, che è un metodo antico, ha salvato il contemporaneo, il moderno. La cosa che mi ha dato più soddisfazione in assoluto è che non si è fatto male nessuno, e quindi salvando le vite io sono felicissimo di questa cosa. Non vi racconto come stavo quella sera quando ho sentito il terremoto a Taiwan. Il sistema che io ho collaudato, il sistema pendolo, smorzatori elastoviscometrici fatti dalla FIPMEC di Padova, Selvazzano, è un sistema che era nato più che per il sisma, in questo caso era nato per le azioni del vento, che per un edificio alto 509 metri è estremamente pericoloso. Il sisma, gli edifici alti lo sentono molto meno, come raccontavo ai miei studenti in aula. Però in questo caso non posso dire che non ha servito o ha servito, perché non l'ho visto e quindi non posso dire. Però è un sistema ottimo per smorzare le oscillazioni di qualsiasi fabbricato. Ecco, adesso questo palazzo, questo Taipei 101, è comunque rimasto in piedi, non è caduto? No, non è né caduto, e non penso neanche che abbia avuto danni interni, da quello che ho sentito, ho letto sui giornali. Però giustamente non posso essere sicuro, perché non c'ero nel posto. Ecco, ci può spiegare come funziona questo pendolo e se ce lo descrive un momento? Questo sistema è molto semplice, è un pendolo che oscilla in contrapposizione di fase rispetto all'oscillazione della torre. Oltre a questo, andando a corsare entro questa corona di elementi smorzanti, aumenta la dissipazione energetica, e quindi la torre deve rimanere in piedi sia per le raffiche di vento eccezionali che là ci sono, sia per le scosse sismiche che là ci sono. Poi ho visto anche sul Corriere che hanno detto che io ho collaudato la torre. No, io ho collaudato il sistema, questo vorrei che sia chiaro, ho collaudato il sistema. Beh, un sistema che ha evidentemente funzionato. Ringraziamo il professor Vitagliani. Complimenti, è un sistema made in Veneto e sono tanti talenti, grandi professionisti che fanno questo ed altro. Ricordo tra tutti Federico Faggin, vicentino, che ha inventato il microprocessore. E vanno messi in sicurezza i nostri territori, soprattutto dalle alluvioni. Vicenza è stata salvata dai bacini di laminazione, ma non basta, e quindi si sta cercando di evitare che il retrone possa causare altri danni. A distanza di qualche settimana dal maltempo, dalle difficoltà riscontrate anche a causa delle piene del retrone qui in città, torniamo a parlare della messa in sicurezza proprio del retrone con l'assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, perché ci sono, diciamo, delle ipotesi e delle novità che riguardano proprio il retrone. Col progetto della TAV era già previsto un bacino di laminazione nella zona di Sovizio sull'Onte. La richiesta che è stata avanzata dal Comune di Vicenza è anticipare quanto possibile questo intervento, quindi nel cronoprogramma anticiparlo, perché questa opera metterebbe in sicurezza in anticipo rispetto alle previsioni sicuramente tutti i quartieri e le zone anche industriali attraversate dal retrone, ma anche lo stesso cantiere della TAV. Quindi anticipare quanto possibile l'intervento potrebbe mettere in sicurezza una zona
il più possibile, insomma, ovviamente tenendo conto delle varie situazioni meteo che non sono mai prevedibili al 100%, ma visto che l'opera è prevista, la richiesta è quella di anticipare la sua realizzazione. Quindi c'è una progettualità già presente sul Retrone? Sì, qui non parliamo di un'opera non prevista, ma un'opera già prevista, ma che ovviamente non era pronta nel breve periodo, ma era un'opera prevista nei lunghi anni che ci aspettano del cantiere della TAV, e quindi la richiesta non è di una nuova opera, ma di prevedere un cambio di programmi temporali in modo tale di anticipare l'opera il più possibile. È possibile ipotizzare un periodo temporale? No, ovviamente l'interlocuzione con il Ricava è avviata e dovremo vederlo assieme anche compatibilmente con le necessità tecniche. E poi sempre per quanto riguarda quest'opera, quali sono i territori che andrà a mettere in sicurezza? Lei mi parlava anche dei cantieri stessi. Sì, è chiaro che tutta l'asta del Retrone, almeno quella in territorio comunale, attraversa prima la zona industriale, poi la zona di Sant'Agostino e Ferrovieri, ma sta anche nei pressi della ferrovia, quindi è chiaro che un intervento che vada a mettere in sicurezza Retrone sarà di beneficio per le zone attraversate, ma anche per gli stessi cantieri della TAV. Ecco, quindi continua il pressing per la messa in sicurezza del Retrone. Ringrazio l'assessore Cristiano Spiller. Grazie a Luisa Bertini e all'assessore Spiller. Polemiche a Misurina dopo la valanga che ha investito degli sciatori, vediamo perché. Ai quotidiani locali Fabio Del Fabbro, referente dell'attività giovanile del CAI di Fornia-Voltri, ha dichiarato: la vicenda sta prendendo una brutta piega. Sotterrati dai commenti poco edificanti dei social e pure dalle parole espresse in punta di penna dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, i componenti del sodalizio nel tardo pomeriggio di oggi si sono riuniti per fare il punto della situazione. Dopo la valanga di martedì ai Cadini di Misurina, che per miracolo non si è tramutata in tragedia, oltre agli interrogativi nelle ore immediatamente successive ai soccorsi, si sono insinuati dubbi perfino sulla fortuita quanto provvidenziale presenza di 2 militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo. È grazie a Cristiano Romanini e Enrico Tac, entrambi legati al movimento sportivo di biathlon di Fornia-Voltri, che si è potuta salvare la quindicenne travolta dalla neve, trascinata per una 60 di metri e sepolta da una coltre di 60 centimetri. Nel frattempo il secondo sci alpinista travolto dalla neve è rimasto intrappolato dalla cintola in giù, riusciva a liberarsi grazie all'aiuto degli operatori, dei compagni di gita e degli strumenti di supporto in suo possesso. L'escursionista è stato soccorso dall'elicottero dell'aiuto alpin Dolomites, giunto in supporto dell'eliambulanza del SUEN 118 di Pieve di Cadore, che ha recuperato con un verricello la quindicenne, trasportata, riferiscono nella nota le Fiamme Gialle, in condizioni di ipotermia e con diverse ferite al San Martino di Belluno. Successivamente l'elicottero di Bolzano ha caricato a bordo 2 componenti della comitiva, fratello e sorella. L'uscita di sci alpinismo del 2 aprile era stata divulgata dal CAI di Fornia-Voltri il 25 marzo scorso con un comunicato. La destinazione, si legge, sarebbe stata decisa in base alle condizioni di innevamento e al numero delle iscrizioni. Il gruppo di circa una decina di partecipanti, compresi gli accompagnatori, quella mattina ha raggiunto il parcheggio alla base dei Cadini di Misurina. Il bollettino valanghe dell'ARPAV indicava un pericolo di grado forte, tra i più elevati segnalati sin dall'avvio della stagione invernale. Perché si è deciso ugualmente di condurre in vetta la comitiva di ragazzi, tutti fra i 12 e i 17 anni di età? A questa e altre domande risponderà il direttivo del CAI di Fornia-Voltri, intenzionato a fare chiarezza sulla vicenda. Oggi il capo della Procura di Belluno ha riferito di non avere ricevuto alcuna documentazione sull'evento, che a norma del codice di procedura penale in questo caso potrebbe essere stata raccolta di iniziativa dal personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza nella sua funzione di polizia giudiziaria. Servizio di Tiziana Bolognani. Adesso vediamo il 7 aprile quando si celebrerà la giornata mondiale per la prevenzione della sindrome del bambino scosso. 5 lattanti morti nel 2023, casi registrati dal centro di riferimento regionale per la diagnostica del bambino maltrattato dell'azienda Ospedale Università di Padova, che ogni mese tratta dai 30 ai 35 piccoli pazienti. Il 7 aprile, davanti a Palazzo Moroni, sede del comune di Padova, i sanitari che operano nel centro saranno presenti per sensibilizzare la popolazione, perché a volte l'unico momento di scuotimento del neonato può essere fatale.
Il bambino immaturo sappiamo tutti che bisogna che si controlli la testa. Nello scuotimento fa dei movimenti che mimo di questo tipo, in cui il cervello subisce accelerazioni, decelerazioni e rotazioni che portano a dei danni che delle volte sono irreparabili, per cui i bambini possono avere delle gravi disabilità che li comprometteranno per la vita. Bisogna conoscerla, perché una volta che la si conosce non la si scorda più e quindi non si agirà nei confronti del bambino. Se capitano dei momenti di difficoltà bisogna chiedere aiuto. L'ospedale è un punto di approdo dove si può chiedere aiuto, dove non si viene giudicati e dove si viene presi in carico per un momento di difficoltà che può capitare a tutti noi. L'azienda ospedale Università di Padova è l'unico reparto in Italia specifico per le sindromi da maltrattamento e trascuratezza. L'attività clinica è partita nel 2007, i primi ricoveri nel 2011, ma l'identificazione dei casi specifici era iniziata negli anni '80. È una storia radicata nel tempo, quella che qui a Padova abbiamo nei confronti del bambino maltrattato, parte appunto negli anni '80, poi si è via sviluppata negli anni '90, è arrivata appunto nel 2000 con un proprio riconoscimento regionale di questa attività. Un riconoscimento importante per Tre Baseleghe, che è cresciuta negli anni in provincia di Padova come centro economico e sociale molto importante, e per questo con decreto del Presidente della Repubblica ha ottenuto il titolo di città. Sentiamo Chiara Gaiani. La corona d'oro nello stemma, ecco il nuovo gonfalone della città di Tre Baseleghe, che festeggia il riconoscimento ottenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto del 22 giugno scorso. Il raggiungimento del titolo di città è stata la conclusione di un percorso che ha visto Tre Baseleghe chiedere attraverso la prefettura il riconoscimento di questo titolo per meriti sia storici, artistici e soprattutto di importanza recente dal punto di vista sia sociale che industriale e delle aziende. Territorio abitato fin dalle epoche più antiche, area fertile di agricoltura ai confini con le province di Venezia e Treviso, negli anni tra il 1971 e il 2017 ha avuto un aumento della popolazione del 66%, con un proporzionale incremento delle attività produttive e l'insediamento di aziende di respiro internazionale. Se dal punto di vista amministrativo poco cambia per i residenti, il titolo di città diventa il riconoscimento di un tessuto sociale operoso e solido. Fare questa richiesta per riconoscere l'operosità e la storia che ha questa comunità, che davvero è ricca, è importante, è coesa, è socialmente da valorizzare. È diventato molto popolare dopo la sua performance a Sanremo e molti passanti sono rimasti sorpresi vedendolo in mezzo a una strada a cantare con la chitarra. Il cantante è Alfa. Monday, io non so se tu mi sentirai radio. Alfa, dal successo a Sanremo alle strade di Padova, succede che uno dei più quotati artisti italiani decida di improvvisare un concerto per le vie del centro cittadino. Non è sicuramente passato inosservato il giovane talento in via Roma, dove ha cantato insieme al pubblico Cin Cin, la sua nuova hit. Sei così bella, bellissimissima, lascia appunto una virgola. Alfa sarà in concerto questa sera alla Chioene Arena. Servizio Francesco Rattai, andiamo in pubblicità e poi state con noi perché sarà qui in studio l'onorevole, il deputato che ha seguito tutto l'iter dell'autonomia, che sta facendo tantissimo perché si possa arrivare a questa riforma, il segretario regionale della Lega, Alberto Stefani, deputato e sindaco di Borgoricco. Lo avremo qui tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto l'onorevole Alberto Stefani
Onorevole, grazie molte per essere qui, segretario regionale della Lega e presidente della Commissione bicamerale per le riforme, e ovviamente parliamo di autonomia perché Alberto Stefani ha spinto tantissimo perché l'autonomia arrivasse in porto. C'è stato il voto del Senato, adesso il 29 aprile l'arrivo in aula, uno storico arrivo in aula del DDL Calderoli. Siamo addirittura d'arrivo? Siamo addirittura d'arrivo, e lo dico con soddisfazione perché poi magari non emerge molto sui giornali, ma questo percorso è stato un percorso ad ostacoli che abbiamo superato, che stiamo superando, nonostante la richiesta di oltre 250 audizioni da parte della sinistra e del Movimento 5 Stelle per bloccare questa riforma. La Lega l'ha posta al centro dell'agenda politica nazionale, l'abbiamo messa come primo punto e prima del premierato, cosa che si sta verificando. Il 29 aprile ci sarà lo storico arrivo in aula, io ne sono anche il relatore, quindi lo farò con convinzione, perché questa riforma è una riforma che cambierà il nostro Paese. Per la prima volta dall'età repubblicana il nostro Paese avrà una geometria variabile in materia di autonomia regionale, e questo è quello che ci potrà permettere anche di fare dei grandi passi in avanti nelle regioni a statuto ordinario, ovviamente, come il Veneto. Ci sono diverse materie che vengono trasferite. L'altro ieri abbiamo avuto l'audizione del Presidente Zaia in Commissione, che ha illustrato il percorso. Avremo il voto in Commissione nei prossimi giorni, tant'è che insomma nelle prossime 3 settimane saremo impegnati completamente in Commissione, e poi ci sarà lo storico arrivo in aula tra meno di un mese, e dentro 60 giorni da quell'arrivo in aula poi ci sarà il voto finale. Quindi una riforma importante di cui siamo assolutamente orgogliosi. E ieri il Presidente Zaia proprio aveva avuto anche una discussione con alcuni deputati del Mezzogiorno, tra questi anche il figlio del governatore Vincenzo De Luca. C'è il rischio, onorevole Stefani, che ci siano ancora bastoni tra le ruote, che ci possano essere delle difficoltà? Sicuramente c'è chi sta facendo di tutto per bloccare questa riforma, sapendo i vantaggi che poi questa riforma porterà per il Veneto, perché se non ci fossero questi vantaggi non si spiegherebbero neanche le piazze piene magari in qualche territorio del sud Italia contro una riforma che non hanno letto, perché poi se uno va a leggersi la riforma scopre che è una riforma che porterà efficienza, produttività, che taglierà gli sprechi in tutto il Paese, che garantirà, grazie ai livelli essenziali delle prestazioni, anche un'intelaiatura entro il quale le spese devono essere certificate. Quindi tutti i cittadini sapranno, veneti, siciliani e di altre regioni, come verranno spesi quei soldi, e soprattutto potrà quindi anche dare il proprio voto sulla base anche dell'efficienza di quella determinata regione. Noi abbiamo scelto di assumerci questa responsabilità, perché l'autonomia è un'assunzione di responsabilità, e le regioni che la chiedono decidono semplicemente di essere più responsabili dei soldi che scelgono di gestire, delle materie e delle funzioni che scelgono di trasferire. Noi sappiamo che in quelle materie, in quelle funzioni sappiamo fare meglio dello Stato, e possiamo risparmiare dei soldi da reinvestire per i veneti. È questo che noi vogliamo fare, e lo faremo con convinzione. Tra l'altro si è visto, insomma, abbiamo visto anche in queste ultime ore quello che è successo a Bari, addirittura in un comune si compravano i voti, 50 euro al voto. Certo, l'autonomia è anche osteggiata da queste clientele, da queste camarille, da questi intrallazzi, perché appunto è una riforma che non consente più alibi e mette in difficoltà proprio questo tipo di maneggio. Sono assolutamente d'accordo, ed è proprio questo che fa paura a qualcuno, perché è una riforma che non toglie un euro a nessuno, ma garantisce un'efficienza nelle regioni che vogliono iniziare questo percorso, e noi vogliamo farlo, perché noi siamo assolutamente consapevoli che in queste 23 materie sapremo spendere meglio, sapremo ottenere risultati migliori, e sapremo soprattutto dare migliori servizi ai veneti, perché poi
magari l'autonomia potrebbe sembrare un termine generico, ma pensiamo al tema della sanità. Quanto potrebbe aiutare l'autonomia su una materia che è già regionale, ma pensiamo ai fondi che potrebbero essere utilizzati per il miglioramento della ricerca scientifica e tecnologica, per le borse di studio ai giovani medici, per poter tenere qui in Veneto i nostri ragazzi evitando che vadano all'estero, per i contratti collettivi in materia sanitaria, per i miglioramenti che si possono fare anche tra mondo di università e il mondo del lavoro. Come possiamo pensare che lo Stato possa sapere le esigenze dell'economia veneta meglio del Veneto? È impensabile una cosa di questo tipo. Chi invece pensa che l'autonomia non sia una riforma rivoluzionaria è chi invece vuole continuare a vivere di quegli sprechi, di quella improduttività che in alcuni territori purtroppo genera voto, genera consenso, un consenso malato, me lo lasci dire, e soprattutto genera dei circuiti per cui i soldi anche dei veneti vanno a finire in sprechi e in produttività. Noi siamo veneti, sappiamo che possiamo arrangiarci e scegliamo di arrangiarci, perché poi questa riforma, io qui ho il dossier della Camera sull'autonomia che stiamo ovviamente difendendo in tutti i modi in commissione, se uno va a leggersi questa riforma scopre che semplicemente è l'assunzione di responsabilità e dovrebbero premiare le regioni che scelgono di assumersi delle responsabilità. Io voglio vivere in un paese in cui chi si assume delle responsabilità, chi ci mette la faccia, chi sceglie di prendersi delle responsabilità sia premiato e non sia svantaggiato. C'è chi invece pensa che chi si assume delle responsabilità debba essere messo da parte. Io e la Lega non apparteniamo a questo tipo di persone e a questo tipo di pensiero, vogliamo invece pensare che il futuro sia fatto di responsabilità, di territorio e soprattutto di efficienza, perché è questo che fa la differenza poi nella pubblica amministrazione. Ecco Stefani, possiamo ancora una volta spiegare i LEP, no? I livelli essenziali di prestazione, perché su questo c'è un po' di confusione, è una materia anche abbastanza ostica, per cui sarebbe bene spiegare che cosa sono e qual è rispetto ai LEP l'iter che avete previsto. Per quanto riguarda i LEP sono dei livelli essenziali delle prestazioni, quindi diciamo degli standard minimi sotto i quali lo Stato non potrà andare a norma di questa riforma. Perché sono importanti e perché possono portare dei vantaggi? Perché innanzitutto riguardano materie importantissime, diritti inviolabili, diritti che fanno parte diciamo, degli aspetti sociali, sanitari, ma anche degli aspetti dell'istruzione, dell'ambiente e così via. Sono dei limiti sotto il quale lo Stato non può andare, quindi anche limiti di spesa sotto i quali lo Stato non potrà andare per garantire l'esercizio appunto di questi diritti, di queste prestazioni, e sono importanti perché rappresentano, io faccio sempre un paragone con il controllo di gestione di un'azienda. Grazie ai LEP noi avremo un controllo di gestione delle spese che saranno effettuate. Uno potrà andare a vedere, ci sarà un portale nel quale ciascun cittadino potrà vedere come vengono spesi i propri soldi, i soldi delle tasse, perché poi dobbiamo sempre ricordare che i servizi che vengono erogati vengono magari dalle tasse appunto di chi le paga, e quindi bisognerebbe sempre ricordare che quei soldi sono soldi dei cittadini e vanno spesi bene. Grazie ai LEP si potrà quindi avere un controllo su questi fondi. Già adesso nei comuni i livelli essenziali delle prestazioni esistono per il 70% dei casi e ciascun cittadino potrà andare a verificare anche come vengono spesi quei soldi. Facciamo l'esempio del trasporto degli studenti disabili, c'è un LEP per i comuni che si chiama appunto trasporto per studenti disabili, e ciascun cittadino potrà verificare se il proprio comune ha speso quei soldi, se c'era la necessità di spenderli e come li ha spesi. Lo stesso avverrà per tutte le 23 materie che noi chiederemo e relative funzioni, e sono centinaia le relative funzioni. Pensiamo al tema dell'istruzione. Per quanto riguarda l'istruzione, il Veneto è una delle regioni in cui c'è un tasso di insegnanti di sostegno per ragazzi che hanno bisogno di questi insegnanti di sostegno tra i più bassi d'Italia. Io credo sia vergognoso che una regione come il Veneto, virtuosa, con una grande amministrazione così come quella che abbiamo, debba subire l'impossibilità di poter magari reclutare maggiori insegnanti di sostegno, maggiori dirigenti scolastici, ma dare la possibilità magari di avere meno precariato e più stabilità per quanto riguarda gli insegnanti. Tutto questo è un lavoro che noi stiamo facendo
facendo grazie a questa riforma, che magari è un lavoro molto tecnico e poco, diciamo, legato a slogan generici, ma che porterà dei grandissimi risultati per questa regione e che è il frutto di un percorso di 6 anni. Bene, siamo proprio in attesa che questa svolta ci sia dopo il referendum del 22 ottobre del 2017, anche per rispetto di tutti coloro che hanno votato sì, e sono stati il 98% dei 2 milioni e 500 mila veneti che erano andati alle urne quel giorno. Allora passiamo alle elezioni, le europee, le amministrative. C'è una situazione particolarmente peculiare a Bassano del Grappa. Vediamo le ultime notizie nel servizio della nostra redazione. I pezzi sulla scacchiera ci sono tutti o quasi. Adesso bisogna solo attendere le prossime mosse, anche se alcune si possono già intuire, come l'imminente annuncio di Fratelli d'Italia e molto probabilmente dell'UDC a sostegno della lista civica di Elena Pavan. Ecco, proprio attorno alla sindaca c'è stata la maggior concentrazione di reazioni dopo la sua mossa di scendere in campo contro il suo ex partito. La Lega, come da regolamento interno, l'ha espulsa e l'ha cancellata da tutte le chat. Lei, Elena Pavan, in tutta risposta, ha dichiarato che l'alleato più leale con lei sono stati i meloniani, parole che portano con sé un'abbondante dose di veleno nei confronti dei suoi ex colleghi del Carroccio, che a loro volta, per bocca del segretario regionale Alberto Stefani, replicano in maniera molto dura, affermando che attaccare le segreterie di partito, dopo che proprio grazie a quelle segreterie si è diventati sindaci da sconosciuti, è un comportamento ingrato e poco opportuno. E le mosse degli altri? Si sa, nella politica come negli scacchi, l'attesa può risultare un fattore determinante e così il centrosinistra di Roberto Campagnolo sta osservando, sicuramente compiaciuto, lo scontro fratricida fra Lega e Pavan, magari aspettando un sì di Paolo Rettinò per unire le forze, chissà. Osservano anche Gianni Zen e Roberto Marin, che puntano a una campagna elettorale dai toni meno accesi. Chi farà scaccomatto? A giugno manca poco, ma la partita è più che mai aperta. Servizio di Alex Giuliano, che cosa è successo? Qual è lo scenario in vista delle elezioni? Noi abbiamo iniziato un nostro percorso con un nostro candidato che è Nicola Finco, che io ringrazio anche per aver dato la disponibilità, perché lui è vicepresidente del Consiglio regionale, quindi scegliendo di candidarsi a sindaco rinuncia a un trattamento economico, politico e di prestigio totalmente diverso rispetto a quello di un vicepresidente del Consiglio regionale, sceglie di assumersi delle responsabilità in più, civili, penali e contabili, perché questo significa poi decidere di fare il sindaco. E quindi quando lui ha dato la disponibilità, insomma, la sezione ovviamente dopo aver avuto una riunione, un confronto interno, ha deciso all'unanimità di iniziare questo percorso con una figura forte, che ha quindi una sua storia a livello regionale, che potrà dare una prospettiva a Bassano importante, tenendo conto anche del fatto che Bassano è l'8ª città del Veneto, una città importantissima con una sua realtà molto importante sotto tutti i profili, e quindi credo che sia importante dare a Bassano una prospettiva da protagonista e che non si perda in sciocchezze. Non credo ci sia la necessità adesso di scontri pesanti in città, c'è bisogno di lanciare un programma elettorale e di spiegare ai cittadini cosa si vuole fare. Queste dinamiche, tra l'altro, che sono emerse in maniera anche un po', come possiamo dire, che non tiene conto poi di come sono andate le cose, perché in realtà la cronaca, basta andare a leggersi i giornali di qualche mese fa, si sa benissimo che Fratelli d'Italia ha presentato 2 candidati, che erano Zonta e Giunta al tavolo regionale, li hanno presentati per ben 4 volte e hanno dichiarato anche pubblicamente che Bassano spettava a Fratelli d'Italia, una scelta legittima che va sicuramente rispettata di Fratelli d'Italia. A quel punto noi come Lega abbiamo deciso di presentare la candidatura più forte che avevamo, dopo avergli chiesto una disponibilità
io sinceramente pensavo neanche desse, insomma, perché pochi sceglierebbero da consiglieri regionali, anzi da vicepresidenti del Consiglio regionale, di mettersi a disposizione della propria città. E quindi a seguito di questa disponibilità è iniziato un percorso nel quale si è unita poi Forza Italia e dei gruppi civici di centro sulla figura di Nicola Finco. Quando poi c'è stato questo percorso che è nato, Fratelli d'Italia cambia completamente e dice vabbè, a questo punto ci va bene la Pavan. Chiaro che era iniziato un percorso, noi siamo persone che quando iniziano un percorso vogliono portarlo a termine, vogliono spiegarlo ai cittadini e poi saranno i cittadini a decidere cosa vogliono fare. Io lavoro perché il centrodestra sia sempre unito in tutte le città, poi ovviamente dinamiche locali sono dinamiche locali e si prova a fare di tutto. Ho un buon rapporto con tutti i coordinatori provinciali di Fratelli d'Italia, col coordinatore regionale, lavoriamo affinché in tutti i comuni appunto il centrodestra arrivi il più possibile ad essere unito, e questo è un percorso che da segretario del partito è giusto fare. Credo che poi il confronto non si debba... È una città talmente importante che il confronto poi si dovrà avere sui programmi, sulle scelte, sulle persone, sulla capacità poi di quelle persone di attrarre consenso e di portare Bassano ad essere protagonista. Non possiamo pensare che pur di candidarsi bisogna scontrarsi con la segreteria che ti ha permesso di essere eletta, perché Elena Pavan, che io conosco e con cui ho avuto anche un buon rapporto, è stata eletta grazie alla Lega nel 2019 con Salvini che ha portato la Lega al 50%. Adesso sinceramente che venga contrastata una segreteria che ti ha permesso di essere eletta dopo che il tuo gruppo consigliare della Lega non preferiva un altro candidato, sinceramente mi sembra un comportamento poco corretto da parte sua, e credo che poi i bassanesi dovranno scegliere indipendentemente da tutto questo. Il centrodestra deve lavorare affinché in prospettiva si crei un'unità e si possa dare a Bassano il futuro che merita, senza problemi di maggioranza, senza ogni volta andare a trovare qualcuno in più per chiudere, per avere il numero legale. Serve compattezza, serve solidità, ma serve soprattutto una prospettiva forte. Bassano ha bisogno di questo. C'è il tema del tribunale che molto probabilmente potrà arrivare a Bassano, ma serve una politica forte, compatta e soprattutto di prospettiva. Ecco, poi ci sono 22 comuni sopra i 15.000 abitanti dove avete già i candidati. Abbiamo chiuso delle trattative, la Lega su 22 comuni ha ben 13 candidati sindaco, quindi possiamo dire che sono trattative che sono andate bene per noi. Sicuramente, ovviamente poi il confronto si fa non nelle segreterie ma con i cittadini, e quindi presenteremo i candidati migliori, le liste migliori, i programmi migliori, soprattutto con campagne che tengano conto dei quartieri, perché poi più è grande il comune, spesso magari si fa più difficoltà ad arrivare nei quartieri periferici. Per noi i quartieri, la Lega ce l'ha da sempre questo punto nel programma, devono essere centrali, cioè devono rappresentare davvero un punto importante per quel comune, una linfa vitale importante per quella comunità, perché anche i territori periferici meritano la loro importanza e meritano di non essere lasciati soli. Questo significa andare casa per casa, incontrare i cittadini, suonare i campanelli, fare una vera campagna come la Lega sa fare e incontrare i propri cittadini. Questo è fondamentale per un sindaco. Io faccio il sindaco ed è la cosa più bella del mondo, quella di poter essere a disposizione dei propri cittadini. Poi non tutto si può fare perché è davvero impossibile fare tutto, ma sicuramente l'impegno e l'umiltà di mettersi ad ascoltare i cittadini dal primo all'ultimo è fondamentale per poter affrontare una sfida amministrativa. E non si ricandiderà, no? L'ha annunciato qualche giorno fa. Io avevo promesso di fare un solo mandato e di farlo a costo zero. Ho lasciato nelle casse del comune l'intero emolumento da sindaco, ovviamente intero, quindi all'ordo, perché non è stato percepito, di oltre 190.000 euro che sono stati utilizzati in questi anni per finalità sociali e per coprire la spesa corrente del comune. Era quello che avevo promesso e quello che ho fatto. Adesso c'è una squadra che è cresciuta insieme a me e che giustamente prenderà il testimone di questo comune che insomma in alcuni progetti è stato avanguardia, e ne sono assolutamente orgoglioso.
Grazie, andiamo in pubblicità, proprio un minuto e mezzo state con noi, poi parleremo anche di quanto ha proposto il vice premier e ministro per le infrastrutture Matteo Salvini per le irregolarità nelle case, l'80% delle abitazioni con irregolarità, una sanatoria che potrebbe anche davvero semplificare le cose anche quando si tratta di vendere o di comprare un'abitazione. A tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con l'onorevole Alberto Stefani, che è presidente della Commissione bicamerale per le riforme. Abbiamo parlato di autonomia, teniamo questo titolo, lo storico arrivo in aula il 29 fa sempre bene. aprile, che fa sempre bene. Per noi che siamo convinti autonomisti e che abbiamo in studio a Focus la bandiera da quel giorno la terremo fino a quando non ci sarà non arriverà proprio la riforma vera e propria, però abbiamo ancora qualche minuto, Stefani, per parlare di questa proposta di Matteo Salvini che riguarda una sanatoria delle piccole irregolarità nelle abitazioni. Sì, tra l'altro è una sanatoria, un provvedimento che aiuta tantissime persone, chi fa l'amministratore locale, ma tantissimi anche privati in realtà lo sanno benissimo perché magari li riguarda direttamente, sa che certe volte ci si incaglia su magari qualche difformità all'interno della casa che crea una forma di abuso edilizio in certi casi che può essere in alcuni casi non sanabile, in alcuni casi sanabile. E questa riforma mira un po' a allargare un po' le maglie per garantire anche la possibilità a privati che magari hanno delle difformità all'interno della propria abitazione e che quindi non possono venderla, non possono affittarla e rimane un patrimonio di fatto bloccato, se non in alcuni casi addirittura a rischio di demolizione, avranno la possibilità di sanare pagando. Quindi il comune incassa soldi in più e un privato sistema e regolarizza la propria casa, anche perché non stiamo parlando di gravissime irregolarità. Poi vedremo quando arriverà ovviamente il decreto vero e proprio e lo studieremo sicuramente all'interno delle aule parlamentari, ma stiamo parlando di irregolarità minime, piccole, che però magari qualcuno che ci sta seguendo, anzi sicuramente qualcuno che ci sta seguendo purtroppo ha questo tipo di problematica e rimane fermo. Perché questa difformità gli crea dei problemi burocratici, ma soprattutto gli crea dei problemi poi nella possibilità di vendere la propria abitazione o di trasmetterla anche appunto a titolo derivato. Quindi penso anche che questa sia una riforma assolutamente di buon senso, che non lede nessun bene pubblico, possiamo così definirlo, ma che soprattutto garantisce la possibilità di magari vivere a tantissime famiglie italiane nei nostri comuni dove magari una volta non c'era tutta questa attenzione, purtroppo qualche problema magari edilizio si è verificato e non è giusto che magari uno che o ha ereditato una casa o si è ritrovato magari ad averla questa abitazione si ritrovi ad affrontare dei problemi che magari non sono neanche dovuti a lui stesso, spesso sono questioni di gran lunga passate che uno si ritrova poi a fronteggiare. C'è la possibilità che un comune possa incassare di più e che una persona possa sistemare la propria abitazione su questa piccola difformità, sistemiamola. Ecco, cosa rispondete al centro-sinistra che ha subito parlato di un condono preelettorale? No? Cioè, sono le solite declamazioni che sentiamo noi quando si tratta di affrontare questo tipo di problematiche. Io credo che piuttosto di fare questo tipo di dichiarazioni sarebbe bene che magari facessero un po' di amministrazione locale e scoprissero che magari ci sono tantissimi anche loro elettori che vengono in comune e ti dicono abbiamo un problema, poi il sindaco in realtà non può fare nulla perché il sindaco non ha competenza ovviamente gestionale, che è ovviamente degli uffici e quindi li mandi negli uffici, ma ci sono gli uffici comunali spesso pieni, soprattutto nelle grandi città.
Cioè ci sono gli uffici comunali pieni di queste pratiche ferme, esatto, che rimangono nei cassetti, il comune non incassa nulla, la persona continua ad avere i problemi e andrà dai parlamentari del PD a chiedere spiegazioni perché poi qualcuno gliele dovrà dare. Grazie davvero all'onorevole Alberto Stefani, ci vedremo ancora in vista di questa grande, questo storico arrivo in aula il 29 aprile. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, grazie anche ai nostri registi Tony Esposito e Simone Merlo. Onorevole, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci.